Salvate la piscina comunale di Favara. Questo è l'appello che la nostra redazione lancia alle competenti autorità titolari del bene pubblico. Il nostro grido d'allarme nasce da un sopralluogo effettuato nell'impianto natatorio di Contrada Pioppo. L'amministrazione comunale di Favara, dopo la chiusura stagionale dell'impianto, cioè dallo scorso mese di giugno, ha disposto la chiusura al pubblico dello stesso, negando così la fruizione sia agli sportivi sia alle tante persone che si recavano in piscina per scopi prettamente terapeutici. Ed è stato proprio l'input pervenutoci dalla gente di Favara, costretta a cercare altre strutture per poter fare la terapia, a spingerci ad effettuare un sopralluogo in Contrada Pioppo. Secondo l'assessore comunale Davide Lumia, la piscina comunale è chiusa perché l'ente comune di Favara non può permettersi di tenere un servizio aperto che ha dei costi elevati. La normativa è chiara. Tu, per sostenere un servizio a domanda individuale, ci dice Lumia, devi raggiungere almeno il 36% dei costi complessivi. Noi, con la piscina, non ricavavamo nemmeno la metà del 36%. Per motivi finanziari, ci dice, abbiamo dovuto chiuderla. Decisione che potrebbe in parte essere capita e condivisa, visto che l'ente è a rischio default, ma proprio il sindaco Manganella in pompa magna sul quotidiano online del Giornale di Sicilia aveva invece annunciato importanti novità. In un articolo apparso il 19 giugno del 2014, dopo un lungo periodo di chiusura della struttura, Manganella diceva: adesso ci sono buone novità, essendosi completati dei lavori che hanno permesso l'installazione di un fotosolare sul tetto del palazzetto dello sport in grado di produrre quasi 13.000 litri di acqua calda. Come sappiamo, tra le voci più consistenti nella gestione di spesa della piscina c'era sicuramente quella relativa all'acquisto del gasolio per il riscaldamento dell'acqua. L'aver dotato nel 2014 le due strutture sportive, palazzetto e piscina, di un impianto solare termico che è stato finanziato dal Ministero dell'Ambiente ha praticamente azzerato i costi del carburante, visto che adesso le caldaie sono alimentate in buona parte dai raggi del sole. Momentaneamente la piscina comunale è giustamente presidiata dai custodi per evitare che la struttura possa diventare facile preda dei vandali. Recandoci sul posto però abbiamo potuto notare come la struttura presenta alcune emergenze che necessitano di interventi urgenti. La presenza sul pavimento di diversi secchi per raccogliere l'acqua piovana che gocciola dalla splendida copertura in legno lamellare della piscina ci conferma come i problemi di infiltrazione alla copertura, da noi documentate nel lontano ottobre 2011, non solo non si sono risolti, ma con il trascorrere del tempo si sono ulteriormente intensificati. La manutenzione non dovrebbe essere conseguenza diretta della normale fruizione pubblica, ma invece correntemente eseguita per evitare nel futuro dei veri e propri disastri. Per scongiurare danni irrimediabili al tetto ligneo, i competenti uffici comunali dovrebbero quindi intervenire e anche con una certa urgenza. Un altro problema che abbiamo riscontrato è quello relativo all'assenza di acqua nelle due vasche. Da quello che abbiamo appreso, le due piscine, quella piccola e la semi-olimpionica, dallo scorso mese di giugno sarebbero state svuotate e mai più riempite, con grave rischio che le due vasche possano subire consistenti danni non più recuperabili. Sull'argomento abbiamo sentito l'assessore Lumia che ci ha riferito che al momento non si registrano di questi rischi. Di parere opposto invece un tecnico esperto del settore che da noi contattato ci ha spiegato che nei periodi di inattività le piscine non devono mai essere svuotate. L'assenza prolungata di acqua infatti porta inevitabilmente a degli scompensi di carico nella struttura, variazioni statiche che a lungo andare provocano danni irrimediabili. Il fatto che la piscina è senza acqua da 7 mesi è già un grosso rischio. Noi abbiamo fatto delle immagini proprio all'interno della piscina che però non possiamo mostrarvi in quanto non autorizzati dal responsabile Carmelo Ferraro. Volendo essere fiduciosi su una probabile riapertura al pubblico dell'impianto, ottimismo dovuto alle imminenti elezioni amministrative, chiediamo al Comune perché quelle vasche sono state svuotate, perché la copertura della struttura fa acqua da tutte le parti. Sappiamo dell'intenzione dell'amministrazione comunale di voler affidare a terzi l'impianto natatorio.
Probabilmente a fine febbraio potrebbe già essere pronto il bando. In attesa, ribadiamo il nostro grido d'allarme: salvate la piscina comunale di Favara.